con immenso piacere che presentiamo una persona che non ha bisogno di tante presentazioni. Il suo curriculum lo precede, oltre 12 libri venduti in tutto il mondo, con oltre 30.000 copie piazzate in tutto il mondo. Professor Salvatore De Dalla. Forse è meglio che mi sieda, no? Io vi ringrazio intanto di avermi invitato a questa giornata che ritengo molto importante, perché il destino di Gadoni si gioca veramente nel suo passato, nel suo presente e probabilmente, anzi ne sono sicuro, nel suo futuro, cosa che non si può dire per tanti altri villaggi o paesi della Sardegna, per cui dovremmo essere fieri di trovarci in una situazione dove c'è molta speranza per la popolazione della Barbagia di Belleville. Io vorrei dare il mio contributo partendo ovviamente dalla preistoria e mi intratterrò specialmente su quel campo perché non solo è la mia materia, ma credo che sia bene illuminare un po' lo scenario in cui si è manifestata la civiltà di questo territorio. Un territorio, ho detto fra noi, che io ho girato un po' tutta la Sardegna, questo è uno dei territori più belli in assoluto della Sardegna, anche dal punto di vista paesaggistico, voglio dire, no? Per cui, insomma, poter parlare di Gadoni in termini di speranza è una cosa, direi, esaltante persino. Non dico parole troppo grosse, per carità. È la mia convinzione, io non sono abituato ad allisciare le spalle a nessuno. Per capirci dovrei partire proprio da questa cartina, un po' la fotografia di una carta tridimensionale, dove vediamo Gadoni, dove vediamo, ecco, Gadoni si trova qua, Gadoni, in questo territorio, che viene collegato in linea d'aria con il Golfo di Oristano. Io riconduco il ragionamento alla situazione di 2000, ma anche di 3000, 4000 anni fa. 4000 anni fa il Golfo di Oristano, qua nel retroterra c'era un immenso pantano, però il golfo di per sé, se lo osservate bene, è unico in Sardegna per avere moltissime difese dal maestrale che viene più o meno così. Non a caso Tarlos fu fondata su questa penisoletta perché aveva la difesa tipica da due parti, ma gli bastava la parte interna dove di sicuro aveva un porto immenso, però i porti si moltiplicarono su tutta la marina qua. Ed era possibile portare a questi porti o a questo grande porto di Taros moltissimo materiale. Io qua non l'ho portato, l'ho elencato in un libro, la toponomastica in Sardegna, tutto il materiale che gli Sciardana e i Barbaricini potevano portare a valle per la vendita. C'era un grande commercio in questo territorio proveniente dalle zone interne, assolutamente non prodotto dagli abitanti della costa, anche perché gli abitanti della costa, salvo la vernaccia che fu prodotta in questo territorio, che era già famosa da allora, come ho spiegato nei miei libri, e poi fu valorizzata da Mariano d'Arborea, salvo la vernaccia avevano pochissime produzioni, per il fatto che metà dell'Arborea, l'Arborea è tutto questo territorio,
ma metà dell'Arborea, specialmente l'Oristano in giù, era un immenso pantano, dove era impossibile passarci d'estate, talché le persone che da Sassari a Cagliari erano costrette a fare la via maestra, che poi fu chiamata Carlo Felice, passavano solo d'inverno perché d'estate avevano paura di prendersi la malaria. La malaria la chiamavano aria cattiva, malaria, perché non sapevano ancora che era l'anofere. Però in realtà non è così, perché io nei miei libri ho dimostrato che i pastori nell'Arborea esistevano e la famosa mastrucca, di cui parlarono molto male i romani, era tipica dei pastori dell'Arborea. La mastrucca con la pelle e col vello all'esterno la utilizzavano anche in piena estate per difendersi dalle punture dell'anofere. Loro sapevano già cos'era la malaria, perché io questo l'ho detto in varie occasioni. Gli antichi, i nostri antichi padri, di cui abbiamo perso la memoria, conoscevano persino l'origine della peste. Peste in sumerico significa la malattia dei topi. La conoscevano già, altro che avevano una memoria e una consapevolezza che noi abbiamo perduto per mille questioni dovute alla guerra, all'ignoranza generalizzata. Chiaro che la cultura va ricreata giorno per giorno, no? Comunque, dicevo, da Gadoni, io non lo indico esattamente, però esisteva, prima che ci fosse la tecnica dei ponti stabili, una via maestra. Le vie maestre erano le cosiddette vie pastorali, no? Le vie di transumanza. Le vie di transumanza passavano direttamente qui, passavano nel territorio di Laconi e poi aggiravano il Monte Arci, passavano tra il Larci e il Coso, come si chiama il monte, adesso non mi viene, qua in mezzo per Mogorella, e sboccavano nell'Oristanese Stabile, però al di sotto del fiume Tirso, che sboccava accanto a Oristano. Sul Tirso, eccolo qua, probabilmente c'era un ponte, come dire, separabile momento per momento, un ponte di barche, per poter raggiungere rapidamente Taros, il più grande porto di imbarco. Quando non era possibile, attraverso le golene, i rialzi delle golene di vario tipo che esistevano qui, si raggiungevano i vari porti dove con barche o con navi o che si collocava tutto a Taros, oppure si partiva direttamente all'avventura dal grande golfo di Oristano. Questo era un po' il tracciato che facevano gli Sciardana. Perché ne parlo di questo? Perché gli Sciardana provenivano dall'interno, provenivano dalla Barbagia, non provenivano da nessun altro posto. Allora, andiamo oltre. Ecco. Arborea si può interpretare in due modi, o, siccome io ho spiegato che il linguaggio originario era uguale o più o meno uguale, le radici almeno uguali per tutto il Mediterraneo e anche per l'Europa, figuriamoci, può avere un rapporto diretto con l'inglese harbour, che significa appunto porto, rifugio, eccetera. Vedete da dove deriva? Dall'egizio. La lingua egizia è la lingua primitiva dei popoli mediterranei. Hari, riposare da affanni, gratificare, rendere piacevole, poi bu, luogo, sito, più rui, viaggio, viaggiatore, per cui Hari bu rui significò luogo per il riposo dei viaggiatori. Questo era il più antico significato di Arborea, però Arborea, l'ho già detto altrove, è possibile interpretarlo ancora oggi come ara dalla carico, territorio, più buru, palude, territorio di paludi, per cui lasciamo queste due interpretazioni. Però è anche vero che già gli antichi di due interpretazioni facevano tesoro secondo la convenienza, l'opportunità, per cui fu inteso Arborea già nei due modi
che ho detto già da allora, senza andare a sottilizzare. Vedete, dalla Sardegna si apriva un grandissimo mercato per tutto il Mediterraneo. Tenete conto che la Sardegna fu colonizzata durante le epoche glaciali dall'Homo sapiens e ancora prima dal Neanderthal. In ogni modo l'Homo sapiens lo ritroviamo tranquillamente nel Paleolitico superiore in Sardegna e c'era arrivato attraverso le isole toscane, le quali, stando ai geologi, in quel periodo affioravano moltissimo e creavano una sorta di penisola che li collocava direttamente alla Corsica. La Corsica era più vicina alla Sardegna, molto più basso il mare, ed ecco che si arrivò con estrema facilità in Sardegna. Però teniamo conto del fatto che la Sardegna a sua volta rimase sempre, poi man mano che i mari si alzavano, rimase sempre un luogo isolato, e l'isolamento ci portò anche a mantenere fissa la lingua delle origini. La lingua sarda si ancora quantomeno a 40.000 anni fa. Quando io dico queste cose le dimostro scientificamente, perché la lingua sarda si ritrovano le radici nella lingua sumerica e in quella egizia. Le comunicazioni sembrano difficili fino al delta, da dove proveniva l'Homo sapiens lungo il Nilo. Però non è così, c'erano le comunicazioni, non solo costa a costa, ma anche le comunicazioni d'altura per tutto il Mediterraneo. Gli Shardana sapevano navigare alla perfezione, anche perché conoscevano alla perfezione il firmamento col quale, specie nelle notti d'estate, si orientavano. L'ho già detto, ma rapidamente, io sono giunto a scrivere anche il dizionario etimologico della lingua gotica per dimostrare semplicemente che tutte le lingue euro-mediterranee in origine erano uguali, per cui anche la lingua gotica risale ai tempi remotissimi dell'Homo sapiens, ma andiamo oltre. Mostro questa slide per un motivo semplicissimo. Le lingue, io sono riuscito a ritrovare le radici di tutte le lingue europee, semplicemente sezionando le parole, con una tecnica che naturalmente ci vuole abitudine e competenza, bisogna dirlo, uno qualsiasi non può mettersi a fare questo lavoro, ma con la competenza si riesce a sezionare le singole parole di oggi e a trovare il significato primitivo di allora. Ecco perché io dico non da oggi che la parola, anche quella di oggi, assomiglia a un melograno, basta all'esterno è una buccia semiruvida, che non dice niente. Una volta che lo spacchiamo è pieno di rubini gustosissimi. Così è la parola, a saperla maneggiare e interpretare, ed è con questa tecnica che noi riusciamo a collegare il nostro cordone ombelicale con tutti i popoli mediterranei. Shardana, la prima parola Shardana fu registrata dai faraoni, perciò da 2500 anni prima di Cristo, e poi scendi fino al 1500 a.C. Vedete, non so se si legge da lontano. Così. Shardana, questa T col puntino sotto si legge D, all'inglese, the. Shardana, Shardeum, secondo gli scritti. Vi faccio vedere rapidamente perché lo scrivevano in vari modi, ma molto simili fra di loro, gli antichi egizi. Sh, A, non so se vedete bene, R, D, N, fine. E questo poi ci mettevano il segno dell'uomo per indicare che quando scrivevano questo, Shardam, si indicava un popolo che era numeroso. Queste tre lineette una sull'altra
indicano un popolo numeroso, cioè un popolo organizzato che andava a invadere le terre dell'Egitto per tentare di impossessarsene. Andiamo oltre. C'è il grosso problema dei lingotti oxide a pelle di bue, che molti dicono che derivavano da Cipro, alcuni altri che invece venivano forgiati qui in Sardegna e portati, non dico a Cipro dove c'era la patria del rame per tutto il Mediterraneo, ma portati comunque venduti in tutto il Mediterraneo. E qua, se guardate bene, e questo lascio aperto il problema agli archeologi, è loro competenza a dire l'ultima parola, però voglio far notare che qui, non so se vedete bene, c'è rappresentato, stampato, qua purtroppo l'oxide adesso si trova in queste condizioni, molto corroso, molto incrostato, però si è salvato ancora questo segno stampato, impresso a fuoco, insomma, che se vedete bene è il segno del pugnaletto nuragico. Andiamo oltre, qua si vede un po' meglio anche se sfocata. Queste foto io le ho fatte dal vivo, se non erro, però mi sono uscite male. Non so se vedete il segno del pugnaletto nuragico. Il pugnaletto nuragico, eccolo qua, nel museo di Perfugas ci ho messo una mano femminile per far vedere una cosa, che questa mano femminile non poteva, pur con la sua esilità, impugnare quest'elsa, non riusciva perché era troppo stretta l'impugnatura, troppo piccola. Per cui questo pugnale che noi troviamo rappresentato in molti bronzetti nuragici e anche nelle statue di Monte Prama, questo pugnale secondo me era un simbolo tipico della Sardegna. Infatti questo pugnaletto che io ho indicato nell'Ox Hide indica nel linguaggio ciprio-lidio significa esse, come Sardinia, come Sardegna. Non so se mi spiego. Rimane aperto il problema se dobbiamo interpretare l'oxide trovato in Sardegna, taluni anche in altri territori del Mediterraneo, se dobbiamo interpretarli come provenienti da Cipro per la Sardinia o viceversa che partivano dalla Sardinia col marchio Sardinia per essere commerciati in tutto il Mediterraneo. Sono problemi aperti che devono risolvere gli archeologi, i quali si facciano avanti se vogliono dare un contributo alla cultura sarda. E qui entriamo e ci avviciniamo sempre più, anche se non serve, al territorio di Gadoli, perché questa miniera, è stato già detto che era un po' nascosta. Walter De Ida nel suo libro lo scrive molto bene e io condivido al 100%. Questa è l'unica miniera della Sardegna che fu non solo nascosta, ma fu protetta dall'invasione romana. Non so se mi spiego, perché i romani entrarono in Barbagia esclusivamente per commercio. Io ho elencato che ci sono non meno di 20 prodotti che venivano commerciati da Lisciardana, che venivano portati al porto di Oristano di Tarros per poi essere commerciati nel Mediterraneo. Prodotti che in pianura non potevano nascere: il legname di pregio per le navi, il miele, le pelli di pecora, la lana e 100 altre cose, una ventina di prodotti. Gli Sciardana hanno continuato a commerciare anche dopo l'invasione romana,
perché i romani, che occupavano soltanto le città, le pianure e le miniere lungo le coste, non potevano fare a meno dei prodotti sardana, dei barbaricini per intendere, non potevano farne a meno perché anche quelli erano prodotti di mercio, di smercio, non solo per le città occupate dai romani, ma anche per il commercio che era in mano ai romani, per ovvie ragioni, perché i romani espropriarono i sardi del commercio. Metallo, come vedete, deriva dall'accadico metallum, pietra preziosa. Questa parola è chiaro che si rifà alla preistoria, ai momenti precedenti, ai secoli precedenti la metallurgia, quando si parlava di madallum o matallum in termini di pietra preziosa, punto e basta, pietra di valore. Perciò non era ancora collegata al metallo in quanto tale, però il metallo poi ebbe la sua parola, che mantenne questo concetto di pietra preziosa, lo mantenne fino ad oggi. Miniera, anche questa è una parola preistorica, perché deriva dall'egizio men, amuleto, genere di ornamento, oppure veste preziosa per i riti, oppure menu, dono, offerte, cerimonie, monumenti, templi, cioè avevano edifici commemorativi colossali, obelischi, tutto con menu, più ari, specialmente ari, oeri, leggieri, infatti ho scritto, più che altro questa parola veniva letta eri, perciò meneri o mineri significava modellare, sfoggiare, cioè per miniera si intese originariamente quello, tutto ciò che poteva essere preso dalla terra per modellare, per sfoggiare, per rendere ricca la persona che si impossessava di questi materiali. Quello significa miniera, in origine. È tutto collegato al concetto di bellezza, di lusso, miniere. Lo ritroviamo nel sardo maniera, azione cortese, sempre collegata alle miniere, sempre al periodo pre-metallurgico. E ce li manteniamo ancora, vedete il cordone ombelicale tra l'oggi e gli ieri, antichissimo. E tutto qua, in queste parole che ci riportano la realtà della nostra civiltà, che non ha mai resecato il cordone ombelicale sino ad oggi. E anche il minio era quell'ossido di piombo con il quale, per esempio, le donne egizie si truccavano gli occhi, per esempio, le guance, non so se si legge da lontano, minio, sempre collegato a miniera, men, amuleto, tipo di ornamento, indumenti, eccetera, eccetera, eccetera. Con questi termini gli egizi indicavano ciò che usciva dalla normalità per meravigliare il minio, sempre collegato con la miniera. Io vi sto trattenendo ai tempi preistorici per far capire che non si è mai spezzato il cordone ombelicale e dobbiamo essere fieri che non si sia mai spezzato. E qui veniamo al il rame, e qua iniziano i problemi, se vogliamo, cioè in logudorese si dice ramene, arramene, in campidanese arramini, in genovese rammo, e deriva tutto dal sumerico, ra, solare, luminoso, più mu, incantesimo. Perciò rame significò in origine incantesimo splendente, oppure splendore incantevole. Vedete un po' che concetto avevano i sumeri 4, 5, 6.000 anni fa del rame. In accadico abbiamo questa parola che io ho scomposto, ramu, ce la troviamo già agglutinata, ramu, amore. Perciò già le popolazioni contigue ma diverse, o gli accadici soppiantarono poi i sumeri nello stesso territorio, giunsero a utilizzare questa parola scomposta componendola in ramu, amore.
Dagli alchimisti il rame nel Medioevo veniva non a caso nominato come Venere, oppure Meretrix Metallorum, cioè la puttana dei metalli, perché si lega con tanti metalli, va bene? I romani la chiamarono il rame Aes, o Aeris in genitivo, dal sumerico Ash, desiderio, brama, cupidigia, struggimento, libidine, perché era questo il colore del rame, dava tutte queste sensazioni, quando è lucidato è di una bellezza incredibile. Le altre forme della declinazione da Aeris ce le abbiamo nell'accadico Erium, Uerium, Eru, rame, ancora qua. In sumerico abbiamo Erida, rame. A Roma il rame veniva chiamato anche Cuprum da Kypros, dov'era l'isola di Cipro, no? Dov'era la più alta quantità di rame, perciò aveva due nomi già a Roma. Guardate com'era importante il rame. Cupros a sua volta diede il nome a Cipria, la cipria che le donne usano per incipriarsi, eccetera, legata all'Afrodite perché emerse dalle spume del mare di Cipro, Afrodite. Kypros a sua volta deriva dall'accadico curcum, grumo di sangue, per i numerosi affioramenti di rame nativo. E andiamo oltre. Guardate qua, sapete tutti cos'è? Sarramadura. Sarramadura deriva anch'essa dal rame. Sarramadura, adesso ne hanno fatto una cosa eccezionale con la festa di Sant'Efisio, dove sprecano quintali e quintali di petali di rose per infiorare il passaggio del grande santo. Fanno tutto questo perché Sarramadura è collegato al ramo, cioè all'amore. Sarramadura non è altro che un gesto d'amore verso il grande santo o verso Dio. Questo significa ramadura. Mentre invece se voi andate in internet a cercare cosa significa, ebbene ci sono i giornalisti di Videolina che dicono hanno tutto sbagliato, perché ramadura non significa cospargere di petali qua là, significa ramificare il terreno, buttare rami nel terreno. Questi sono i nostri grandi interpreti della cultura sarda. Vabbè, lasciamo stare. Ramadura significa atto d'amore verso Dio e verso il santo. Qua naturalmente veniamo anche a ramine e ramine, a ramene, gramene in logudorese, ramine in gallurese, che è la gramigna. Anch'essa, la gramigna, deriva più o meno dagli stessi radicali, ra, solare, luminoso, più mu, incantesimo splendente, e si collega sempre all'accadico ramu, love, amore. Perché dico questo? Perché evidentemente i nostri antichi padri avevano un concetto molto simile per giustificare, per dare corpo alle loro idee relative sia al rame da una parte, sia al valore alimentare e pertanto economico delle erbe di cui avevano bisogno il bestiame. Cioè collegarono questi due concetti. Come vedete non erano solo i poeti, i nostri antichi padri, erano anche persone che sapevano di economia, che sapevano gestirsela. E adesso vediamo, stiamo sempre arrivando, man mano arrivando qua, Raminosa. Arriviamo a Raminosa. Vedete da dove deriva il nome? Anche questa va scomposta, appunto, spaccata come il melograno per vedere cosa significa Raminosa. Ce l'abbiamo in egizio Ra, il dio del sole, il dio sole, più Migni, il dio della riproduzione, più Ush, ingrassare pecore e bestiame grosso.
Raminosa, secondo me, ha questo collegamento primario, Raminush, cioè il luogo dove ingrasso le pecore e il bestiame grosso. Allora, qua chiaramente ci troviamo di fronte a un dilemma: stabilire definitivamente se Raminosa possa significare primariamente questo oppure significhi territorio ricco di rame. Io, così come ho spiegato per Sarramadura e per altre cose, l'origine della parola ramine, eccetera, io direi che entrambi i concetti si sposano nell'antichità per dare un'idea poetica e anche economica del territorio, perché qua, l'ho osservato anche in questi giorni, si capisce che 2, 3, 4.000 anni fa c'erano molti pastori che vivevano in questo territorio valorizzando la foresta e la terra in tutti i modi possibili. Qua noi ci colleghiamo anche, scusate se faccio forse una parentesi, ma può essere importante perché noi abbiamo il Rom che vicini a Isili si insediò un gruppo, un clan, probabilmente era un clan, non una tribù, di Ramai, come tutti sanno, ed esistono ancora i Ramai a Isili, anche se si sono ridotti a una sola famiglia che produce ancora oggetti di rame. Venivano chiamati Rom, il loro linguaggio viene chiamato romanistica, gergo dei Ramai di Isili, che stanno a un tiro di schioppo da qua, per intenderci, perciò vicini sempre al rame di Fontana Raminosa. In sumerico ritroviamo la loro composizione primaria romanisca da costruzione, manu, legno, salice, osservate bene, più ishku, distribuzione. Romaniscu si può interpretare come colui che costruisce con salici e distribuisce. Allora, questa parola risale a prima che quel clan di zingari, chiamiamoli così per ora, io ho tenuto una conferenza ad Isili per spiegare chi erano veramente questi Rom. Quando volete la terrò qui a Isili, no? a Gadoni questa conferenza, perché è di estrema importanza. Il Rom, molti dicono, è una tribù o un clan che traghettò dal continente, tutti tornano sempre alla solita questione della colonizzazione, che io non accetto. Non accetto che si interpreti la storia della Sardegna sempre in termini di colonizzazione, non l'accetto. Proprio la parola romanisca fa capire che questo è un termine primario nato in Sardegna, allorché in virtù del Rio Mannu che scorre vicino a Isili, accanto a Isili, sotto Isili, in virtù del Rio Mannu che era ricchissimo di salici, lì si impiantò un gruppo, insomma, di operai specializzati. Si insediò inizialmente a costruire con salici panieri di ogni tipo, opere di ogni tipo. Tenete conto che le opere con salici eccetera le usano ancora oggi in tutto il mondo. Ancora oggi è possibile costruire con i salici le case di fango, per esempio. Va bene, l'adobe non è altro che si possono creare i mattoni di fango, oppure si creano due paratie di salici laterali e si butta dentro il fango finché indurisce e diventa duro come la pietra. Queste sono le nostre case di fango del Campidano, di cui è pieno ancora il Campidano. Pertanto bisogna pensare che questi qua fossero un corpo specializzato vicinissimi alla miniera di Fontana Raminosa, che creavano inizialmente tutti i loro oggetti di vimini, poi col passare dei secoli, vista il grande potere economico del rame,
di Fontana Raminosa si impossessarono del rame e diventarono i migliori ramai del Mediterraneo. Questa è la mia interpretazione. Raminosa si può confrontare, ma solamente in termini scolastici e non altro, con alcune parole che possiamo trovare nel Mediterraneo. Intanto Minosse, ma anche Assemini, Barumini, Nuramini, ho messo questo min che si riproduce in parecchie parole, non solo in queste, miniera, eccetera. Lo ritroviamo in tante parole, io le ho volute mettere non per altro, ma per mostrare che non c'entra nulla che certi brandelli di parole sussistano all'interno di concetti diversi, perché non va analizzato così un termine. Ecco come deve essere analizzato. Per esempio, Minosse deriva dall'egizio meni, arare, coltivare, più uscia, ingrassare, pecore o bestiame grosso. Per cui Minosse chi era? Era il re di Cipro, di Creta, che tutti i re anticamente, a iniziare dai faraoni, si davano nomi programmatici. E questo significa che il loro programma di governo era questo. Il programma di Minosse fu di far coltivare bene e ingrassare il bestiame dell'isola, perché tramite questo potevano fare commercio e in più tenere in vita la numerosa popolazione di Creta. Lo stesso nome programmatico che troviamo in Mariano, il giudice d'Arborea, che in accadico significa zappa di Anu, vanga di Anu. Io in vari libri ho dimostrato che tutti i nomi dei re o dei giudici cosiddetti sardi e delle loro mogli e delle loro figli sono tutti di origine accadica, sumerica, perché già nessuno, specialmente i nomi delle donne su cui mi sono appuntato, Agalbursa per dirne uno, nessuno di quei nomi è riferito all'epoca bizantina, cioè al Medioevo, diciamo, della Sardegna, dove iniziarono ad apparire i primi santi portati, inventati, per meglio dire, dal corpo pretesco dei bizantini. Prima non esistevano i santi e pertanto tutti i nomi della Sardegna venivano sempre riferiti all'antico linguaggio che si ritrova ancora vivido nei popoli di Oriente. Mariano significa questo e non l'uomo devoto a Maria, la sposa di Cristo, nel modo più assoluto. Questo ho messo proprio Minosse in collegamento con Mariano per farvi capire che da Minosse a Mariano non è cambiato mai nulla nella tipologia dei nomi nel Mediterraneo, non è cambiato nulla. Chi vuole cambiare le carte in tavola è gente ignorante che vuole tradire la cultura della Sardegna importando tutto dal continente senza nessuna ragione. Barumini, ecco un'altra parola, vedete anche qua è molto diversa da Minosse, sopraelevato e sta sopraelevato sul Riomano, Barumini. E un tempo era il Riomano, era un vero e proprio fiume, ci passava una via di transumanza dalla Barbagia ed il fiume doveva essere in quel punto guardabile perché normalmente i paesi, i villaggi venivano creati nei punti guardabili dei fiumi, per ovvie ragioni, per lasciar passare gli armenti e non solo. Vedete da dove deriva Barumini? Dall'egizio Bah, inondare, sommergere, abbondanza d'acqua. Questo Bah era un titolo del Nilo, cioè il Nilo veniva chiamato anche Bah per il fango che Ruch, il fango ogni anno lo invadeva fecondandolo, più Min, il dio della fertilità, per cui Barumini, le fricative cadono poi per legge fonetica sarda, perciò Bah, Rum, Ruch cadono e diviene Barumin. Ecco, significa min che abbondi in acqua e fango,
cioè Barumini conserva ancora gli antichi epiteti dell'Egitto, in cui il Nilo era fecondatore e produttore di ricchezza. Siamo a questo punto e invece tutti quanti andate a cercare le etimologie che danno a Barumini, è una cosa vergognosa, hanno tradito la cultura sarda. A Semini, a sua volta, vedete ancora un'altra distinzione, Arsemene si chiamava un tempo, luogo di semina, Ara, dal babilonese, aramaico, eccetera, Ara, sito, territorio, ce l'abbiamo ancora in sardo, Ara, per dire, in Kudara, eccetera, dove sta il tuo zio o le tue pecore, dove sono in Kudara, o in Kudara, abbiamo lo stesso linguaggio noi dell'antico babilonese, Ara più Saminu, erba spezia da giardino, cioè da coltivazione, Assemine, Arsemene, significò quindi territorio particolarmente coltivabile. Infatti ancora oggi chi vuole andare lì a vedere si accorge. L'Uraminis, sto finendo rapidamente, l'Uraminis a sua volta vedete da dove arriva, qui ho sbagliato, ho messo una N, sì, è uguale, sì. Nuru più ramo, luce, allora, bagliore amatissimo, questo fu un epiteto rivolto al dio del sole, perciò l'Uraminis è dedicato al dio del sole. Vabbè, qui entriamo un po', ci ricolleghiamo molto velocemente con Amsicora, quando nel 215 d.C. lui tentò di parare, di arginare l'invasione romana verso nord. Lui appena ebbe notizia che le legioni romane avanzavano da Cagliari verso il suo territorio, andò immediatamente al galoppo in Barbagia per reclutare Pellitos Sardos. Non so se leggete Pellitos Sardos, ce l'abbiamo i Pelliti. Allora, i Pelliti ce li abbiamo in Roma, per esempio a Roma li chiamavano Velites, ma era la stessa parola. Pelt, vedete che è uguale a Pellito, hanno tolto la I ma è uguale in greco, peltastai, cioè pelliti con le aste, con le lance. Pertanto è chiaro che Pelliti, Velites, peltastai significò semplicemente guerrieri d'assalto. Vedi il latino pellere, assalire, italiano impellente, che urge, che assale, e il cognome Pillitu, guerriero d'assalto, che invece tanti idioti collegano all'organo sessuale dell'uomo, eccetera, come che una madre 2.000-3.000 anni fa potesse dare il nome al proprio figlio con quel nome lì, è pazzesco. Cioè bisogna anche avere un po' di intelligenza nell'interpretare le cose, no? Pillitu, guerriero a Galoni, c'era il bronzo arsenicale, ecco perché collego Amsicora con il Pellitos, Sardos. Era capace questo bronzo arsenicale di arrefare i Pelliti, che erano ricercati e pagati. Erano loro e non altri che composero il corpo degli Sciardana, che andò a invadere con armi potenti tutto il Mediterraneo. E veniamo ai barbaricini. Voi siete barbaricini. Questo barbaricini, anche lì non si è mai voluto capire. Sì, i romani, non sapendolo interpretare, la Barbagia la chiamarono Barbaria, cioè il luogo di barbari, ma non è così, perché deriva dall'accadico arbu, aspro, incolto, più ricco, libero, più accadico enu, signore, dominatore. Arbarichenu, libero signore delle montagne. Questo era il significato di barbaricini e non quello che dicono i soliti idioti che hanno costruito la cultura sarda. Barbaricini, poi qua si può dare un altro significato, ma non stiamo
a indugiare, dai. Fermiamoci a Gadoni. Ho già dimostrato per quanto riguarda Barumini e Nuramini, eccetera, che la maggior parte dei nomi di luogo, di nomi di paese, di villaggio, erano quasi tutti in Sardegna dedicati a un dio o alla sua paredra, alla dea, perché già nell'alta antichità gli dei erano sempre affiancati alla dea, tutti avevano la parte femminile accanto a sé, tutti. Gadoni è collegato al dio, voi qua dite Adoni, che sappia io, no? È collegato col dio Adon, dio dell'amore, era un nome universale in tutto il Mediterraneo, concorrente, se vogliamo, a Ramu, che significava in accadico ugualmente amore. Questo Adon è collegato all'egizio Atum, il dio sole. Siamo sempre lì, il dio sole che crea la vita. Dio sole, cioè Adon, era la forma praticamente del dio universale, era una sua epifania, un modo di mostrarsi, che era quello dell'amore, appunto. Dio si manifestava principalmente con l'amore per la rinnovazione annua del creato. Per questo Gadoni prese questo nome importantissimo, almeno questa è la mia opinione. Io sto rapidamente terminando, scusate, non so quanto tempo mi sono preso, però sto rapidamente terminando. E qua parlo molto rapidamente di alcuni toponimi del vostro territorio, iniziando da Mamaicuba, se ho ben capito, fu una delle prime miniere della zona. Inizialmente tenete conto che il territorio allora, ieri l'ho girato e ho avuto l'ennesima occasione di vedere e fotografare un sacco di matricine cosiddette, che furono tagliate più di un secolo fa per creare traversine ferroviarie, ma principalmente traverse delle miniere. Poi la foresta ricrebbe, quella qua sull'altopiano di Santa Sofia, Corongia, è una foresta in lietissima ricrescita, è una foresta favolosa che dovete proteggere con tutti i mezzi e renderla fruibile per il turismo, perché è una foresta che io dico fatata. Mamaicuba sta sotto Gadoni, qua sotto, prima del Flumendosa. Vi fu aperta la prima miniera, vedete da dove deriva, secondo me, Mamu, acqua, più Cubu, contenitore d'acqua, grossa anfora, eccetera. Da cui anche il sardo Cuba, Cuba, botte, la Cuba deriva dall'arcadico Cubu, perciò Mamaicuba potrebbe avere quel significato, però io qua lascio aperta la cosa perché non voglio, sarebbe anche troppo lungo parlarne. Andiamo oltre velocemente. Rio Saragino, velocemente, voi avete il Rio Saragino che si mette sul Flumendosa in un'area impervia, ma è inutile parlare di questo perché tutti i complufi che voi avete sono tutti impervi e selvaggi. Bacco Sarachino, per esempio, io l'ho percorso a piedi, è ugualmente una forra selvaggia del supramonte di Dorgali. Poi c'è la punta Serachina di Pitti che domina pendii rocciosi a 6 scoscesi. Vedete, deriva dall'accadico Saracum, distruggere, rovinare, da cui anche l'italiano seracco, parete o spuntone di ghiaccio prodotto dall'apertura di un crepaceo. Vedete com'è piccolo il mondo, cioè tutte le radici mediterranee si sposano fra di loro e arriviamo a Corongia, Carona, Carongiu, Corona, insomma ha tanti nomi simili in Sardegna. Sono più che altro, per Corongia si intende quel territorio che ha tante eminenze, precipiti a sagoma cilindrica o tonda che spuntano dalla foresta, o sono spuntori e pareti, comunque precipiti. E quelli sono, per chi non l'abbia ancora capito, i serbatoi d'acqua del territorio di Gadoni, perché sono i punti più alti del vostro territorio, da cui, guarda caso, arrivano le sorgenti e calano le sorgenti fin qua.
Corongia dal sumerico car, spuntare, levarsi, alzarsi in attesa, e allora carum, caroma, abbiamo visto da dove proviene il significato, no? Andiamo oltre. Giacuru, ecco, mi piace parlare di questo perché Giacuru lo troviamo identico in un territorio sassarese. Solo che i sassaresi, per ovvie ragioni, i sassaresi furono la seconda città, non città, perché insomma i romani occuparono secondariamente ai tempi di Giulio Cesare Turris Libisonis, l'attuale Porto Torres, e da lì poi pian piano migrarono, anche sulla spinta dell'invasione araba, migrarono creando la città di Sassari. Comunque vicino a Sassari abbiamo un toponimo che è uguale, però noi abituati a Sassari si ha ancora il retaggio dell'antico latino e non a caso si tende a italianizzare tutto, perché ti ha avuto un notevole influsso del latino. Poi alla fine, oggi come oggi, tende a italianizzare, per cui abbiamo un territorio sassarese chiamato Luna e Sole, italianizzato. Giacuru significa luna e sole, come vedete, dall'ebraico Yaku, Dio sonno, composto dall'egizio Iaku, questa A si legge U in questo caso, Iaku, signore degli spiriti, delle anime, era un titolo di Ocivide. A Yaku si abbina l'egizio Ur, Dio altissimo, immenso, potentissimo, sonno, infinito, per cui Yaku, tenete conto che in origine, anche per gli egizi, era la dea Luna, per cui ecco perché dico a Sassari Luna e Sole. Yakur si può interpretare come Luna, proprio 4, 5, 6, 10.000 anni fa, come Luna e può anche derivare, poi faccio vedere, da Horus, il dio del sole, oro famoso, e perciò può significare luna e sole anche qua. Cirina, sto veramente terminando, Cerina, l'ho voluto citare perché non deriva dal famoso Cirina che, insomma, di cui si è parlato la volta scorsa, deriva secondo me dall'egizio Ker, forno, fornace, più in, quindi Kerin significò fornace di produzione del metallo. Questo secondo me questo è uno degli indizi, se non una prova, del fatto che qua il metallo veniva fuso già da epoche preistoriche. Anche qua andiamo velocissimi, Mogu Mori, insomma, ha lo stesso collegamento con Meru Mori, Eru rame, per cui Mogu Mori forse significa ruppe del rame, a guardia della miniera nuragica. E vabbè, io direi che voi, se mi permettete, chiudo qua, perché l'ho fatta troppo lunga, se no dovrei parlare anche degli altri minerali, eccetera, che un po' si fanno, come dire, da corona al rame. Però io smetterei qua e chiudiamo pure. Chiudete voi, non so come. Grazie di avermi ascoltato.